In mattinata a Oderzo, poi a Conegliano e Vittorio Veneto. La vaccinazione nel camper dell'ULSS 2, che ieri ha visto 550 persone immunizzate con Johnson Johnson, oggi è proseguita in altre piazze della Marca con buona adesione. Se l'esperienza, come pare, risulta così positiva, andremo a farne altre, perché ritengo che noi abbiamo l'obbligo assolutamente di metterci a disposizione in modo tale da poter vaccinare più persone possibili. Se poi arriveranno le dosi promesse di vaccini Pfizer e Moderna, l'ULSS 2 è pronta per partire con le vaccinazioni in orario serale e notturno negli hub di Villorba e Ponte di Piave. Se arrivano i vaccini, credo che nel giro di 10 giorni, 15 giorni partiremo poi ovviamente con gli orari notturni per catturare soprattutto i giovani. Circoscritto il focolaio di variante indiana che ha coinvolto a Ormelle la locale comunità indiana. Il focolaio, che era partito con 30 persone, che poi è arrivato a 60, perché ovviamente ha coinvolto i familiari di queste famiglie, di questo gruppo ovviamente che lavora insieme, eccetera eccetera. Oggi è circoscritto, queste persone non hanno sintomi importanti tali da essere ricoverate in ospedale. E in secondo luogo, ecco, è questo, che queste persone non erano vaccinate. Questa è la cosa importante, quindi quando ci si vaccina i problemi non ci sono, oppure anche se dovesse comparire questa variante indiana, darebbe sicuramente dei sintomi molto irrisori, molto bassi, e quindi ci darebbe la garanzia di essere protetti noi e anche gli altri.